nella notte in un'abitazione di Colognola ai Colli nel Veronese muore il proprietario, grave la moglie ed è ancora ricoverato in gravissime condizioni il figlio dell'anziana morta ieri a Padova nel rogo della loro casa. Incendio con danni ingenti all'alba al colorificio Grigolin di Ponte della Priula nel Trevigiano, le fiamme sarebbero partite da un mezzo meccanico, stabilimento devastato. Conferenza delle regioni oggi a Roma con i governatori ed il ministro Boccia. Zaia, 2 le urgenze, reperire 56.000 medici e l'autonomia, ma non possiamo aspettare fino al 2023. Inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a Padova, 422 gli stranieri irregolari che devono essere trovati, identificati ed espulsi. Il referendum per la separazione di Venezia da Mestre si terrà il 1° dicembre, il quesito, il quinto sulla questione, è stato definito legittimo dal Consiglio di Stato lo scorso 18 settembre. Con la camminata non competitiva i percorsi della memoria, domenica si aprono ufficialmente le celebrazioni per ricordare l'anniversario della tragedia del Vajont. Sport, basket, stasera il grande debutto della De Longhi in Serie A. Al Pallaverde arriva l'Armata di Milano, ma coach Menetti chiede ai suoi e al pubblico una serata magica. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione del TG del Veneto di Antenna 3. In primo piano la cronaca perché c'è stato questa notte ancora un incendio con conseguenze drammatiche nella nostra regione. Ha preso fuoco questa notte un'abitazione a Colognola ai Colli nel Veronese. Le fiamme sono divampate poco prima delle 3 in una casa rurale in via Umberto I ed in breve si sono estese alla copertura in legno dell'edificio. I pompieri sono accorsi dal vicino distaccamento di Caldiero e dalla sede centrale con diverse squadre per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero a tutta la struttura. Durante le operazioni è stato rinvenuto all'interno della casa il corpo senza vita del proprietario, un 76enne del posto. La moglie è stata trasportata dal personale sanitario presso l'ospedale di San Bonifacio. L'incendio ha impegnato 17 vigili, 6 automezzi, tra cui autobotti e un'autoscala. Le operazioni per la messa in sicurezza dell'edificio sono tuttora in corso. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni a Padova il figlio dell'anziana morta ieri pomeriggio nel rogo della loro abitazione Ater nel quartiere di Mortise. Sentiamo. È morta respirando il fumo denso e acre che rapidamente ha invaso la sua casa. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Padova, all'interno di questo condominio Ater di via Fratelli Carraro. La vittima è Giuseppina Antico, 81 anni, che viveva insieme al figlio Antonio Seresin nell'appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. L'uomo è in condizioni gravissime. L'incendio è divampato per motivi ancora sconosciuti. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco, quasi certamente accidentali. All'interno dell'abitazione però c'erano molti oggetti accatastati ovunque, soprammobili e immondizia che hanno preso fuoco rapidamente e in pochi minuti il fumo ha invaso le stanze. I due vivevano in una situazione di estremo disagio, avevano problemi di salute, hanno cercato disperatamente di spegnere il rogo, ma quando sono arrivati i soccorsi e i pompieri allertati dai vicini di casa, per la donna non c'era già più nulla da fare. I medici del 118 dotati di autorespiratori hanno cercato di portarla in poggiolo per rianimarla, ma era già morta asfissiata dai fumi inalati. Il figlio invece è stato trasferito d'urgenza d'ospedale dove si trova tuttora ricoverato in condizioni disperate. Ed ora nel Trevigiano, dove all'alba di oggi si è verificato un altro incendio con danni ingenti al colorificio Grigolin di Ponte della Priula nel comune di Susegana. Le fiamme sarebbero partite da un mezzo meccanico. Per i dettagli ci colleghiamo subito al telefono con Lina Paronetto. Buongiorno Lina. Sì, buongiorno Marta, ecco, dicevi bene, anche dal Trevigiano c'è da registrare dunque un violento incendio, quello scaturito questa mattina poco dopo le 5:30 a Ponte della Priula nella sede del colorificio Grigolin
azienda che si occupa appunto di colori per l'edilizia. Ecco, un paio di dipendenti, a quanto risulta, hanno notato il fumo salire dal tetto dell'edificio e hanno dato l'allarme. Sul posto hanno operato fino a una decina di mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Treviso, Conegliano e Montebelluna. Pare che a provocare l'incendio, che ha di fatto gravemente danneggiato il tetto dell'azienda, sia stato un cortocircuito partito da un mezzo meccanico che si trovava all'interno dell'officina dell'azienda Grigolin. Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l'incendio in tempi abbastanza celeri. Intorno alle 8:30 la situazione era già sotto controllo, i danni sono comunque significativi, ma non si registrano feriti. Dal punto di vista ambientale, visto che molti hanno visto questa colonna di fumo nero alzarsi dalla Grigolin, è intervenuta il sindaco Vincenzo Scarpa, il sindaco di Susegana, su Facebook, sui social, affermando che ARPA è stato naturalmente avvisato come di prassi, ma non sembrerebbero esserci allo stato attuale dei problemi legati a un eventuale inquinamento dell'aria causato dai fumi scaturiti dalla Grigolin. Per ulteriori aggiornamenti naturalmente vi rimando ai telegiornali di questa sera, intanto ti restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto, noi proseguiamo con la cronaca, con la cronaca politica, perché oggi a Roma c'è stata la conferenza delle regioni. Prima di entrare il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha incontrato i giornalisti ed ha parlato di sanità ed autonomia. Sentiamo. Abbiamo parlato di molti argomenti, direi un argomento centrale è stato sicuramente quello della sanità, della mancanza di 56.000 medici in Italia e della necessità assoluta di provvedere già con delle prime misure straordinarie per trovare questi medici. La nostra necessità è quella di dare servizi ai cittadini. 56.000 medici mancano in Italia, dei quali 1.300 al Veneto. Stiamo lavorando, andiamo avanti e speriamo che ci siano notizie positive dal governo e che non siano come quelle che abbiamo detto 24 ore fa di sentirci dire che bisognerà attendere fino al 2023, perché i veneti non attendono e neanche i lombardi. Ancora cronaca da Treviso, il 20enne moldavo ucciso a Fontane di Villorba 2 anni fa. Il tribunale ha chiesto l'ergastolo per i 2 presunti assassini. Sentiamo. 2 ergastoli per l'omicidio di Fontane. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha chiesto al GUP Gianluigi Zulian il carcere a vita per il 37enne romeno Florin Stingaciu e per il 28enne albanese Rubin Ksik, accusati di aver ucciso a coltellate Igor Ojovanu, 20 anni, moldavo, la sera del 30 settembre dell'anno scorso. 3 anni di reclusione invece la richiesta per Olga Novakov, la giovane moldava accusata di aver raccolto e pulito i coltelli usati nell'aggressione. Quella sera del 2018 Ojovanu stava festeggiando a Fontane un addio al celibato con gli amici quando sarebbe scoppiata la rissa terminata con le coltellate fatali. Secondo l'accusa, il romeno avrebbe inflitto il fendente mortale assieme all'albanese che avrebbe preso parte attivamente al delitto. Un fatto di sangue che sconvolse la comunità di Villorba, attonita di fronte all'omicidio del giovane moldavo, ma anche Treviso, dove all'istituto Giorgi Fermi Igor frequentava le lezioni con il grande impegno di studente lavoratore. Un giovane che aveva un sogno, quello di arrivare alla maturità ed aprirsi alla vita e al futuro, un sogno infranto in un sabato sera che doveva essere di allegria per festeggiare l'amico che stava per sposarsi, festa che in pochi minuti si è trasformata in dramma. Nell'udienza del processo con rito abbreviato, la richiesta dell'ergastolo per i 2 presunti assassini. Il processo è stato aggiornato al prossimo 25 ottobre. Inchieste per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono 422 gli stranieri irregolari che devono essere espulsi.
Sono 422 gli stranieri in possesso di permessi di soggiorno falsi, cittadini cinesi, marocchini, tunisini, nigeriani e albanesi che devono essere trovati, identificati ed espulsi dall'Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, la Procura ha già trasmesso i nominativi alla Questura di Padova. I nomi sono emersi durante i processi in corso. Il primo ha portato alla condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un parrucchiere nigeriano e un padovano di 62 anni. In questo caso i permessi falsi sono 142. Il secondo filone di indagine riguarda invece un'organizzazione di persone, tra cui un ex poliziotto dell'ufficio immigrazione, che si facevano pagare in cambio di permessi di soggiorno irregolari a cittadini cinesi. Poi c'è l'inchiesta che riguarda un avvocato accusato anche lei di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver regolarizzato colf e badanti attraverso lavori fittizi, e infine il processo di un imprenditore che aveva messo in piedi un'associazione che ha portato 70 albanesi ad avere un falso permesso. Molti di questi stranieri sono passati da Padova e ora si trovano in altri paesi dell'Unione Europea. Sarà compito della Questura individuarli, identificarli e provvedere alla loro espulsione. 3 giovani di San Stino di Livenza sono stati condannati in appello per violenza sessuale di gruppo su una ragazza, una sentenza che ribalta quella di primo grado. Secondo appunto quanto stabilito dai giudici della Corte d'Appello, i rapporti sessuali erano avvenuti senza il consenso della ragazza e i responsabili, quindi 3 giovani italiani di San Stino, sono colpevoli di violenza. La vittima è una giovane che all'epoca dei fatti, 9 anni fa, aveva 19 anni, giudizio quindi che ribalta quello di primo grado risalente al 2014. Restiamo nel veneziano perché ormai è ufficiale, la data del referendum per la separazione dei 2 comuni di Mestre e Venezia è stata fissata per il prossimo 1° dicembre. Ci aggiorna al telefono Filippo Fois. Sì, buongiorno da Venezia. Dunque i residenti del comune di Venezia andranno alle urne il 1° di dicembre per decidere, per esprimersi per la 5ª volta sulla proposta di divisione in 2 comuni tra la Laguna e la terraferma. È una data che era molto attesa perché, come vi abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali, la richiesta di referendum era stata bocciata in prima istanza dal TAR del Veneto, poi è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che invece ha detto che il referendum si può fare. Si erano formulate varie ipotesi su quando si potesse andare a votare. Bisogna ricordare che Venezia andrà alle urne anche per il rinnovo del Consiglio Comunale della primavera dell'anno prossimo, e per prassi istituzionale questo tipo di referendum non si svolge nello stesso anno delle elezioni amministrative, quindi o si votava entro il Natale di quest'anno oppure si andava addirittura al 2021. La data di cui si parlava di più in città era il 15 dicembre, si voterà invece il 1° di dicembre, una data che scontenta un po' il fronte separatista perché rimane poco tempo per la campagna elettorale. Nel frattempo, oltre naturalmente ai comitati per il sì e per il no alla separazione, iniziano a prendere posizione anche i partiti politici. Il Partito Democratico, ad esempio, è indirizzato per il no alla separazione, mentre la Lega e il Movimento 5 Stelle si avviano verso la cosiddetta libertà di coscienza, non daranno indicazioni ai propri elettori che voteranno appunto secondo le proprie preferenze. Si sta formando anche un terzo partito che è quello dell'astensionismo. Ricordiamo perché il referendum sia valido è necessario il quorum del 50% più 1 dei votanti. In questo senso si è espresso il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Come diciamo, sarà la 5ª volta che si va a votare su questo quesito. La prima volta era nel 1979, in quell'occasione la proposta fu respinta da una larghissima maggioranza, il 72%, una maggioranza che poi si è sempre assottigliata nel 1989, nel 94, fino all'ultimo referendum 16 anni fa, nel 2003, che però non aveva raggiunto il quorum dei votanti. In quell'occasione si erano recati alle urne solamente il 39,3% degli aventi diritto. È comunque una situazione, quella del dibattito sulla separazione, sulla formazione, come preferiscono i separatisti, dei 2 comuni, che continua a tenere banco in un quadro politico che si evolve molto rapidamente, per cui c'è incertezza anche su come possa andare questa volta. Per ora da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. E
Grazie, e restiamo nel veneziano con un'ultima ora di cronaca che ci arriva dal Lido di Venezia. Leggiamo la notizia insieme dall'ANSA che l'ha battuta proprio pochi minuti fa. Un ottantenne del posto ha perso la vita scendendo da una barca dalla quale è scivolato urtando violentemente la riva per poi finire in acqua. All'incidente ha assistito un amico proprietario dell'imbarcazione. A nulla è valso il tentativo dell'uomo di gettarsi in acqua per cercare di salvare l'ottantenne. Ai soccorritori giunti sul posto non è rimasto altro che constatare la morte dell'ottantenne. Anche il proprietario della barca è stato a sua volta soccorso perché in stato di ipotermia è portato all'ospedale. Dalla zona dei Colli Iberici fino a quella dei Castelli di Montecchio, 2 recuperi di droga da parte di carabinieri e vigili urbani, un arresto. Sentiamo. A Barbarano Mossano i carabinieri perquisiscono la casa di un 31enne albanese alla ricerca di una bicicletta rubata, ma oltre alla bici trovano anche quasi 15 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, materiale per confezionare dosi e una pistola a salve senza il tappo rosso di sicurezza. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga e messo ai domiciliari in attesa di altra decisione del giudice. A Montecchio Maggiore proseguono i controlli antispaccio della polizia locale nella zona di via Nogara. Qualche sera fa gli agenti hanno scoperto, nascosti in un pacchetto di sigarette gettato a terra, 6 ovuli di hashish per un totale di 15 grammi di stupefacente. Non una grande quantità, ma si tratta comunque di droga sottratta al mercato, ha evidenziato il sindaco Gianfranco Trapula, anche grazie alla videosorveglianza, al taglio delle siepi che mascheravano i malintenzionati, all'incremento dell'illuminazione pubblica e alla regolarità dei pattugliamenti. E blitz della polizia locale alla Gazzera, in un capanno agricolo adibito a serra per marijuana, arrestato un 47enne. Un caso unico nel veneziano secondo la polizia locale, un capanno agricolo alla Gazzera allestito per la coltivazione di piante di marijuana dove avveniva il processo di produzione e preparazione per la vendita. Il tutto gestito da un 47enne veneziano che aveva messo in piedi un giro di spaccio di prodotto a chilometro zero e che è stato arrestato. Le pattuglie l'hanno tenuto sotto controllo per circa un mese prima di bloccarlo in flagranza con l'ausilio delle unità cinofile, proprio mentre stava spacciando in via Brunacci nella zona dei centri commerciali di Marghera. Visto che con sé aveva una modica quantità di stupefacente, gli agenti hanno deciso di passare alla perquisizione in casa e da lì sono risaliti al luogo di coltivazione e produzione alla Gazzera. L'edificio agricolo che il pusher aveva preso in affitto pagandolo circa 4.000 euro al mese era stato allestito con cura maniacale. C'erano 7 box serra con attrezzatura specifica per un valore di circa 20.000 euro tra sistemi di ventilazione e aspirazione, temporizzazione, controllo dell'umidità e della temperatura, lampade, flaconi di fertilizzanti diserbanti. In tutto la polizia locale ha sequestrato circa un etto di marijuana essiccata, quasi 1 chilo di foglie fresche e una 50 di piante, oltre all'attrezzatura e all'intero edificio. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, poi torneremo in studio per parlare delle molte manifestazioni previste domani per lo sciopero mondiale contro i cambiamenti climatici. A tra poco. E rieccoci in studio con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora della manifestazione globale contro i cambiamenti climatici che si terrà domani in tutto il pianeta. Milioni di persone scenderanno in piazza ed intanto nel nostro paese si accende il dibattito sull'opportunità che i presidi chiedano la giustificazione dell'assenza per chi parteciperà. Sentiamo. Vicenza blindata venerdì 27 per Fridays for Future, lo sciopero globale contro gli effetti negativi del cambiamento climatico in programma in centinaia di piazze italiane. Anche a Vicenza è attesa la partecipazione di migliaia di persone per un corteo che a partire dalle 9 attraverserà la città fino a piazza Matteotti, un corteo unico che forse a un certo punto si dividerà in 2 parti, la cui gestione e controllo è oggetto di discussione in queste ore tra Comune e Questura che si dovrà occupare dell'ordine pubblico.
Per ribadire l'importanza della manifestazione è sceso in campo anche il neo ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti. Il ministro ha invitato i presidi, nella loro autonomia, a considerare giustificati gli studenti che parteciperanno. Una proposta e un obiettivo condivisi a quanto pare anche dai vicentini. Le opinioni che abbiamo raccolto sono praticamente unanimi. Giusto secondo lei che i presidi lasciano andare a partecipare? Sì, diciamo è una cosa buona per sensibilizzare la gente. È giusto che i presidi autorizzino i ragazzi? Sì, ma non sempre, però una volta all'anno è più che sufficiente. Certamente, finalmente una cosa civile. Giustissimo, sono d'accordo. Perché? Perché è un problema che riguarda tutti, per cui insomma, è giusto anche quindi le famiglie, i genitori siano d'accordo. Partecipare tutti quanti, far capire che c'è una coscienza che non guarda colori politici, che c'è una coscienza proprio di noi uomini. Quindi è un segnale forte che dobbiamo dare tutti, e io ho suggerito anche alla mia figlia che alle medie di proporle ai professori. Io penso di andarci, e anche il mio compagno là che sta andando via di corso. I professori vi lasciano andare senza chiedere le giustificazioni? Quello no, la scuola mia no, però se tutta la classe resta assente allora no. Cioè non la chiedono la giustifica, però insomma non credo che tutta la classe stia assente. Oltre a studenti e altre associazioni e organizzazioni sindacali è prevista anche la partecipazione dei gruppi di antagonisti vicentini. La previsione è che si possa superare la cifra di partecipanti al corteo registrata nell'ultima occasione, il 15 marzo scorso, e quindi l'attenzione delle forze dell'ordine è alta, con uno schieramento di uomini che sarà adattato alle esigenze della piazza. Parliamo ora di prevenzione e lotta ai tumori con il prossimo servizio che ci arriva da Venezia, perché anche in tutta la città metropolitana partono lunedì le iniziative per la quarta edizione dell'Ottobre Rosa. Sentiamo. Arrivato alla quarta edizione, Ottobre in Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno, coinvolge settori sempre maggiori della città metropolitana di Venezia, con un calendario di iniziative crescenti per numero, per varietà e per qualità. Un impegno costante a fare squadra non solo tra Comune e Lega Italiana per la lotta ai tumori, ma anche tra enti, gruppi e associazioni del territorio che si occupano di prevenzione, cura, informazione e sport, fortemente sostenuto dalla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, un'iniziativa che oggi si colloca tra le maggiori del genere in Italia. Eventi in tutto il territorio, altre realtà stanno chiedendo di prendere parte a questo mese della prevenzione, iniziative sparse in tutto il territorio, quindi dalla terraferma al centro storico alle isole, siamo felici, e la cosa più importante è arrivare nel cuore di tutte le persone facendogli capire che la prevenzione è vita. Appuntamenti di carattere medico, informativo, sportivo, ricreativo coinvolgono anche altri comuni come Chioggia, Jesolo, Meolo, Marcon, Martellago e Noale, oltre a municipalità, associazioni sportive e di volontariato. Partenza il 30 settembre col Vaporetto Rosa in Canal Grande. Un vaporetto che è un po' il simbolo della città di Venezia, che farà il giro di tutto il territorio e in cui le donne potranno non solo avere informazioni sugli screening, sulla prevenzione, ci saranno dei laboratori, ma non vogliamo svelare troppo, anzi vi invitiamo all'inaugurazione di lunedì 30 alle 14 a Piazzale Roma, ma a bordo di questo vaporetto verranno fatte anche delle visite dai nostri medici della ULSS 3. Una serie di eventi in cui si riscopre anche l'essere comunità, cui hanno aderito massicciamente anche i commercianti. Abbiamo avuto una grandissima risposta, aderisce Zelarino, Gazzera, Chirignago, Marghera, Catene, l'Ascom Mestre, l'Ascom Marghera e il distretto del commercio di Mestre. L'associazione dell'associazione Zelarino produce con l'associazione Ciani Forever e i Zelarino in cammino una camminata in rosa per devolvere, che si svolgerà tutti i giovedì, da cui il primo giorno è il 3, per devolvere i fondi alla Vapo, quindi prevenzione anche attraverso il cammino. Si aprono ufficialmente domenica prossima a Longarone le celebrazioni per ricordare l'anniversario della tragedia del Vajont.
È allenata ai grandi numeri Longarone, ma quest'anno quelli che entreranno negli annali della pedonata non competitiva ai percorsi della memoria non potranno superare il tetto di 6.000 partecipanti. È stata la tempesta Vaia a imporre un limite massimo e sono state le conseguenze di quei drammatici giorni di quasi un anno fa, oltre alle proteste degli automobilisti costretti in coda sulla 51 di Alemagna, a costringere gli organizzatori a spostare anche la partenza del tracciato dal centro di Longarone alla sponda est di Ponte Campelli. Aspettiamo che la prossima primavera sia l'amministrazione di Longarone che di Erto e Casso si attivi per migliorare la viabilità in alcuni posti a rischio e esposti del transito sui sentieri, e quindi avendo maggior sicurezza anche la protezione civile ci appoggia per una candidatura a un tetto di 8.000 persone. È vigilia di attesa e di impegno per tutto il longaronese che si appresta a commemorare la strage del Vajont, costata la vita a 1910 vittime innocenti. Il calendario degli eventi sarà presentato ufficialmente nel corso del Consiglio Comunale di Longarone. Teatro, cultura, appuntamenti con la storia e con lo sport e la solidarietà. In una passeggiata che però ha grandi significati dal punto di vista anche spirituale e morale. Quindi questo è il primo di eventi di un programma che ne abbiamo già allestito, che comunicheremo ufficialmente nel corso del Consiglio Comunale di Longarone. Emozioni e suggestioni dei luoghi della memoria sono indescrivibili anche per chi è abituato a macinare chilometri a piedi. La gara, in programma domenica 29 settembre, segue i tratti di strada interrotti o distrutti dall'acqua del Vajont, ma anche i sentieri che sono stati storicamente le uniche vie di collegamento per le genti di Longarone, Erto Casso e Castellavazzo. Gran finale degli eventi il 2 novembre con la visita del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, che sarà ricevuto a Belluno e che celebrerà la messa al cimitero monumentale di Fortogna. E siamo alla pagina dello sport basket. Questa sera il grande debutto della De Longhi Treviso in Serie A. Al Palaverde in arrivo l'Armata Milano, ma coach Menetti chiede ai suoi e al pubblico una serata magica. Deve essere un grande evento, sarà comunque una grande emozione, un grande evento, e parallelamente c'è una partita molto difficile da preparare. Ci siamo, il tempo dell'attesa è finito, tutto era iniziato qui, da quella gara 3 contro Capo d'Orlando, poi era proseguito con la festa di un'intera città. Ora la sbornia è stata smaltita, ma il sogno resta. Ore 20:45 al Palaverde, la De Longhi debutta in Serie A. Treviso torna in Serie A e lo fa contro l'Armata di Milano. Subito il botto contro la squadra favorita per lo scudetto e contro un allenatore leggendario come Ettore Messina, che ritorna in Italia a giocarsela proprio contro Treviso, la piazza del suo ultimo trionfo italiano targato Benetton nel 2003. Ma coach Menetti ha una sua filosofia. Se c'è un momento dove incontrare queste grandi squadre è assolutamente l'inizio, per tutta una serie di motivi, anche perché Milano parte con un ciclo nuovo e quindi questo, se c'è un momento dove uno eventualmente poteva scegliere un'occasione, deve essere questa. Il condottiero della De Longhi chiede una serata magica al pubblico e ai suoi ragazzi. Assente Capitan Matteo Imbrò per il problema alla coscia destra, ci sarà invece Davide Alviti che sta recuperando dal guaio alla spalla sinistra. La squadra come sta? La squadra è a posto, naturalmente di certezze ne abbiamo poco perché è la prima di campionato ed è sempre così, al di là di come sia andato il precampionato o non il precampionato, è una nuova avventura. Di sicuro insomma ci sarà tanta voglia insieme al nostro pubblico proprio di coltivare questo grande sogno. Ed era questo l'ultimo servizio, vi lascio tra pochissimo a ore 13, si parlerà quest'oggi di internet, di pericoli e delle opportunità e del progetto I pericoli del web. E questa sera poi l'appuntamento come sempre con 20:10 subito dopo i nostri telegiornali, ospite in studio Alessandro Bonet di Piave Servizi. È tutto dunque come sempre in chiusura il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta mercoledì si sposta verso sud, ecco che la pressione torna ad aumentare, tempo dunque via via più stabile. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 26 settembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ci attende una giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà infatti al massimo poco nuvoloso dappertutto.
Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 24 gradi circa. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento su tutti i settori, qualche addensamento solamente sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature anche in questo caso invariate, minime tra 12 e 18 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. E torna ad essere buono il tempo anche sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, residui piovaschi al mattino solamente sui confini alpini. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime sui 25 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.